Celebrato ieri il 40° anniversario della nascita dell'Associazione Marinai d'Italia, gruppo Carmelo San Filippo di Porto Empedocle. 40 anni di storico impegno improntato per promuovere le attività della Marina Militare e dei suoi uomini al più sano culto della patria e perpetuare la memoria dei caduti in guerra. Alla cerimonia particolarmente ricca nei suoi momenti, che ha visto l'esibizione musicale della banda Bellini, la deposizione della colonna d'alloro, l'alzabandiera e la preghiera del marinaio, hanno partecipato tra i tanti i gruppi dell'Associazione Marinai d'Italia della Sicilia, le autorità portuali preposte, il sindaco Ida Carmina, l'ex sindaco Orazio Guarraci, il consigliere nazionale della Sicilia Mario Dolci e il delegato regionale ammiraglio Giuseppe Zaccaria. Qui a Porto Empedocle c'è un'associazione che ha fatto 40 anni di impegno verso quelli che sono i valori della patria, i valori del mare, e quindi che ha coinvolto tutti coloro che erano soci, anche l'amministrazione comunale del paese, i civili, i cittadini che partecipano, a conoscere quelli che sono questi valori, i valori del mare, i valori della patria e il senso del dovere. Come presidente del gruppo ho messo tutto me stesso per poter realizzare questa manifestazione, perché non è facile, a volte si fanno le cose, ma così a bocca si possono dire quello che si vuole, ma in effetti a realizzarle è difficile. Però io finalmente ci sono riuscito, ho avuto dei bravi collaboratori e quindi ora siamo lì, andiamo a scoprire la targa dei 40 anni dell'associazione e lì daremo gli attestati e faremo anche un piccolo rinfresco.